mestiere, ma anche molto per diletto, leggo libri di cucina, guarda un po', oltre a scriverli. Poi il vostro è un libro molto particolare. Intanto, che ci fanno due dermatologhe e la più amata degli italiani in un libro? Perché già partiamo da qui, che è una cosa molto sensorica. Esatto. Ma intanto io faccio la dermatologa, adoro fare la dermatologa, ma sempre più amo cucinare. Ma cuoca mancato, lei è la cuoca, sono diventata cucina dipendente. Trovo che cucinare sia una cosa meravigliosa, assaggiare, testare varie nuove novità, fondere, favorire la globalizzazione anche. Viaggiando molto mi piace anche prendere spunto dalla cucina dove sono stata, magari ultimamente sono stata in Canada. Però questo libro è nato un po' per scherzo, ma per scherzo poi è diventato un progetto molto serio e rigorosamente scientifico, perché una sera avevo a cena Gabriella a differenza di lei che è la vera cuoca, io sono la vera assaggiatrice, lei che gusta, e che conta, e quindi avevo preparato una cena, c'era anche Fabrizio, suo marito, che è lì, e dice: ma che cose buone, saporite, cioè, e lei si stava occupando di antiossidanti e dice: ma perché non proviamo a fare un conto di quanti antiossidanti abbiamo incamerato questa sera? Esatto. Quindi in quella cena particolare. Carta e penna, ce l'abbiamo fatto proprio. Bene. E come è andata? Quanto ne avete incamerati? Abbiamo incamerati parecchi, allora siccome abbiamo evitato così di pentirci, no? Di fare il coccodrillo, dopo che si cena c'è il calcolo delle calorie, alla fine ti distrugge perché dici: quanto ho ingerito, quanto ho mangiato, quanto devo correre domani. E invece abbiamo cercato un po' di non pentirci dopo cena, perché il fatto di scoprire che il resveratrolo, lei aveva fatto uno stracotto al vino rosso, io stavo facendo degli studi sul resveratrolo che è estratto dall'uva e quindi estratto dal vino, allora abbiamo cominciato a contare gli antiossidanti in termini di ORAC. Gli ORAC sono, per i non addetti, ecco, parliamone subito, esatto, quello sono delle unità chiaro. internazionali di misura validata scientificamente che ti dice quanto in termini di capacità di bloccare i radicali liberi quell'alimento ti dà in quel momento. In termini proprio c'è una tabella in cui tu hai un parametro grammi, per capirci, un grammo di prezzemolo di origano sono 810 ORAC, che non è trascurabile. Come quantità media quotidiana noi dobbiamo ingerirne dai 2005 ai 4000 ora. Cioè, quindi se un grammo di prezzemolo sono già 800. Esatto, già ci siamo. Facciamo tutti il pezzettino al prezzemolo, lo tagliamo e quindi la cosa è andata lì. Un ci aggiungeva gli ingredienti e conteggiavamo. Alla fine ma la cosa originale di questo libro è che per la prima volta c'è un nesso tra pelle e cibo, perché di cibo si parla tanto, si rivalutano la dieta mediterranea, tutto quanto fa bene, noi siamo quello che mangiamo, il cancro, però della pelle non se n'era mai parlato, e la pelle è l'organo più grande che noi abbiamo, è l'organo che di noi opponiamo al mondo, un organo invecchiato interno, non si vede, ma quello che è scritto nel tempo che è passato lo si vede subito di una persona. Pensare di poter agire non solo da un punto di vista, la manutenzione è fatta di cosmesi, igiene, ma anche alimentazione. Avete scelto questa meravigliosa. Io sono ci vuole qualcuno che ci dia, che incarni questa filosofia, perché poi il concetto di bellezza oggi, se mi consentite, è stato un po' stravolto dagli aggiustamenti, dalle esasperazioni e dagli abbruttimenti, a mio avviso. Sapersi accettare, cioè essere fortunati, nascere il DNA la fa da padrone, nascere belli e in forma fa la differenza. Però mantenersi è importante. Anche perché dietro alle ricerche e alle informazioni che abbiamo visto è stato comunque un lavoro notevole in termini di ricerca bibliografica
quello che diceva Pucci era vero, cercare di coniugare proprio alimentazione e pelle, è stato poi il nostro sforzo principale, essendo tutti e due dermatologi, abbiamo un po' anche la preso novità. esatto, la novità proprio degli studi validati e in con quell'ingrediente, quindi ricco per la pelle di antiossidanti, lei ha creato la ricetta, io ho cercato di mettere giù le proprietà benefiche e quindi di spiegarle in maniera semplice, in maniera tale che si potesse anche un po' riscoprire il gusto del cibo, il gusto della ricerca dei prodotti, della fare la spesa, come dice Pucci ogni volta, il piacere di scoprire un'altra volta il gusto antico di tante cose e sapere che ci va bene. Poi ne parleremo dopo, io voglio sapere da Lorella, tu hai provato tutte le ricette? No, grazie, perché io non sono, a differenza di Pucci, io non sono così brava in cucina, io sono una via di mezzo, nel senso che so cucinare abbastanza e sono una media assaggiatrice, nel senso che poi sì, non faccio tutti i giorni i calcoli delle calorie, però sto un po' più attenta, diciamo. Anche perché il tuo mestiere ti impone, sì, insomma, soprattutto per l'attività fisica, insomma, per il ballo e tutto quanto, però insomma è stato proprio questo l'aspetto che mi ha affascinato di più di tutto il progetto, e tanto che è nato tutto. Pucci e Gabriele abbiamo chiesto voi di partecipare come testimonial di questo progetto. In realtà poi io ho capito, trovandomi di fronte a questo foglio bianco, un Word, che potevo dare anch'io un contributo, perché in realtà poi in tanti anni, attraverso anche la professione, ho sperimentato tanto, no? Sul mio corpo, attraverso stili di vita, di alimentazioni diverse e poi tanto altro, che significa cosa mangiare, cosa meglio mangiare, cosa meglio bere, quanta attività sportiva, quindi ci sono tanti aspetti, no? Che ci fanno stare bene. E ho scoperto che tanti piccoli segreti che io in qualche modo, no, avevo incamerato negli anni poi trovavano riscontro scientifico attraverso Pucci e Gabriele, e ce ne siamo accorti, più o meno, insomma io me ne sono accorta attraverso i nostri scambi di file, di solito sempre l'una le 2 di notte, perché siccome lavoravamo praticamente il giorno tutte e tre. Diciamo la verità, questo progetto era nato come un gioco, poi in realtà per 2 mesi è diventato quasi un incubo. Sì, perché poi c'è l'editore che presta per la consegna, e quindi praticamente ci siamo scambiate file durante la notte e ho capito che tanti piccole attenzioni che avevo, per esempio io sono una grande consumatrice di soia, ho scoperto che la soia è uno degli alimenti più ricchi di ossidanti, mi piacciono molto le verdure, ma prediligo non so, le melanzane o il pomodoro. E ho scoperto che ci sono tanti valori aggiunti, no? Per cui insomma è stato interessante poter dare un contributo anche come persona che in qualche modo ha sperimentato senza conoscere, perché io non ho una conoscenza scientifica assolutamente. Quindi questo libro in qualche modo ha valorato delle tesi che tu hai ritrovato su te stessa. Effettivamente in cucina spesso si è nemici, no? Ma questa è una cosa, io dico sempre, per esempio, ci sono delle cose empiriche così antiche che poi hanno trovato un riscontro scientifico eccezionale. Pensiamo al brodo di pollo, che dice quando stai male ti faccio la minestrina col brodo di pollo, cioè l'influenza al brodo di pollo. In effetti poi si è visto che il brodo di pollo fa aumentare i globuli bianchi, quindi aumenta le difese. Per cui dietro tante mosse antiche, a cercare bene si riesce a dare un significato scientifico preciso. La scienza oggi ha dimostrato che quello che era la tradizione della tradizione. E la cucina è proprio questo, è un misto di magia, di tradizione, ma anche di rigore. Non a caso, per esempio, i veri cuochi sono delle persone particolari, anche speciali, con delle rigidità a volte, ne conosco alcune. Delle procedure anche. Ma non parliamo dei cuochi, no, perché poi l'altro aspetto importante della cucina è naturalmente la conoscenza dell'alimento, di cosa si cucina, ma anche la tecnica, che mantiene inalterata poi le proprietà. Esatto, questo la signora la nostra cuoca. Può insegnare Nel libro, devo dire, l'introduzione è molto interessante perché voi spiegate chiaramente tutte le proprietà degli alimenti, le tecniche di cottura, cosa fare, cosa non fare. Poi daremo un po' di esempi anche pratici, anche perché veramente sono alla portata di tutti. Un altro obiettivo era anche quello di proporre delle ricette che potessero essere facilmente realizzate, perché sennò anch'io che sono brava
rispetto a certe situazioni complicate di scuola. Ma anche perché il libro, secondo me, non è soltanto una dieta, tra virgolette, No, non è per come niente. dice Gabriella nella sua introduzione, vi faccio vedere che l'ho letto il libro, è uno stile di vita effettivamente, Sì. cioè quello deve portare ad avere uno stile di vita corretto, quindi non è che dobbiamo crearci troppi problemi, però sapere che una cosa ha delle proprietà e ci può aiutare. Sì, può essere un vademecum simpatico perché tu attraverso la ricetta, attraverso la lettura della ricetta, degli ingredienti, delle proprietà degli ingredienti scritti in maniera molto semplice, impari tante cose, quindi impari anche, magari riproduci, ripeti dei comportamenti che sono poi a vantaggio del tuo stile di vita e della tua salute, anche perché non dimentichiamo che oggi l'invecchiamento, tutti i processi dell'invecchiamento alla base hanno la produzione di radicali liberi, quindi la tanto sospirata ossidazione, la tanto tenuta ossidazione. Quando si parla di esposizione ai raggi ultravioletti, non guardate me che sono sempre usata, però diciamo, sono di natura un po' più Noi non abbiamo talebanismo di nessun genere. E poi per esempio il fumo, tutte diciamo quelle condizioni a cui il nostro organismo è continuamente esposto, attraverso l'ingestione di alcune sostanze come i carotenoidi, che però non si ritrovano solo nelle carote, quindi nel libro c'è anche questo, la capacità di scoprire la presenza di alcuni ingredienti in tante altre ingredienti, in tante altre pietanze, che magari ingeriamo senza conoscere, e quindi potremmo poi invece alla fine, acquisite queste conoscenze, prediligere alcuni cibi che ci piacciono e che ci fanno anche bene. Questa è stata un po' la filosofia, l'obiettivo. E poi diciamo la verità, anche un po' ci diceva di portare sul canone dell'equilibrio la ricerca spasmodica della giovinezza, ma anche proprio sul canone dell'equilibrio la ricerca dello stile di vita non esasperato, ma di uno stile di vita che comunque ci dia il piacere di vivere, perché questa ricerca esasperata del peso perfetto, della ruga inesistente, certe volte ci stravolge, non sempre poi ci risulta piacevole affrontare una giornata di lavoro stressante anche con questo tipo di inibizione e di punizione. Per cui un po' più rilassati, un po' più abbiamo piacere. A questo proposito abbiamo sdoganato una novità che è l'Ormesi. Questa è una cosa che mi piace moltissimo. L'Ormesi è una scienza che recita che in pratica un danno inferto a una cellula, se non è esasperato, se non è ripetuto, eccessivo anche, genera un beneficio molto superiore al danno. Quindi una reazione della cellula Esatto. stessa, ma che può migliorare. E su questa, in pratica, per darvi un esempio classico dell'Ormesi, è l'ossidazione da sport. Chi fa attività fisica brucia ossigeno, e quello è un processo ossidativo, però quel danno si traduce in un beneficio estremo, molto più importante del danno stesso inflitto. Se noi lo applichiamo alla cucina funziona anche questo, cioè se noi ogni tanto mangiamo delle cose che non sono un bel fritto di perché mi è venuto no, ti è venuto perché tu lo fai solo l'ho scoperto, lo fai solo a Natale, fritto. Sì, solo Natale. Sì, mi faccio del male ogni tanto, ma solo io. Questo è il discorso, non so, i dolci, no? Una volta i dolci, quando è che si mangiava? Ritorno all'empiria, vedi? La domenica la pastarella, oppure alcuni dolci che li mangiavi solo in occasioni particolari, il panettone non lo trovi tutto l'anno. E questo significa che ogni tanto concedersi anche delle libertà negative ci fa del bene. Senti, ogni tanto danneggiamo. Facciamoci del male. Usciamo da questa cosa, facciamoci del male. Ma Lorella, tu oltre, parliamo di stili di vita, tu hai raccontato e raccolto in questo libro i nostri ieri, sono dei tuoi... Sì, io ho percorso un po' due strade parallele in questo libro. All'inizio ho cominciato proprio elencando tutti quelli che potevano essere, io li ho chiamati segreti, in realtà sono dei consigli, soprattutto così, da mettere a disposizione, perché avevo visto che a me avevano dato grandi benefici. E poi invece ho scoperto un'altra strada, che poi è quella alla quale mi sono affezionata di più, appunto ho chiamato i nostri ieri, perché io credo che il cibo sia un po' come la musica, cioè a
volte ci capita di sentire una bellissima canzone che ci riporta indietro nel tempo, un momento particolare della nostra vita, un incontro, una persona che magari ci manca in maniera particolare, no? Della quale ci ricordiamo. Ecco, io credo che un ingrediente, un profumo, un piatto ci possano portare indietro nella memoria e riaffiorare, far riaffiorare quello che è il sentimento di condivisione a tavola. E quindi ho cominciato a scoprire, così riaprendo il cassetto dei ricordi, e devo dire che per me questo è stato anche molto terapeutico, perché ho raccontato cose che probabilmente non avevo mai raccontato nella mia vita, di persone, devo dire, anche un po' nostalgico forse, un po' struggente, però insomma di raccontare attraverso alcuni piatti, alcuni profumi che mi riportavano indietro anche persone che ci sono ancora o che non ci sono più, che però mi hanno lasciato una forte impronta, e credo che attraverso questi nostri ieri ognuno possa riaprire il proprio cassetto dei ricordi. Penso che sia per ognuno di noi molto terapeutico. Assolutamente. Ma Allora, a tavola non si invecchia per il cibo, non si invecchia per la convivialità, non si invecchia per lo stile di vita, però entriamo invece nell'argomento alimentazione reale tecnicamente. Quali sono i cibi preziosi per mantenere giovane la pelle? Ma in pratica i cibi preziosi sono tutti. Il segreto è anche quello di scegliere, per esempio noi oggi assistiamo a vai in un mercatino, trovi la frutta a Natale, trovi le ciliegie che vengono dal Cile. Frutta fuori stagione. A parte il fatto che provochi uno spreco di CO2 se vuoi bene all'ambiente, e vabbè. Però nella natura c'è un senso, un significato preciso. Certe sostanze, certi alimenti, certe verdure, certe frutte, certe vegetali sono presenti in alcuni momenti dell'anno. Perché? Perché c'è un motivo preciso. Nel periodo estivo non a caso troviamo molti più pomodori, troviamo tutto quanto ci protegge dalla esposizione solare maggiore. D'inverno troviamo invece, non so, i broccoli, le verdure a foglia verde. Perché? Perché dobbiamo mantenere l'idratazione migliore, cioè, quindi gli alimenti in pratica il segreto è farli ruotare e non escluderne nessuno e scegliere possibilmente quelli di stagione. Quindi la stagionalità non è solamente legata al gusto, no, a questo punto, ma è anche alla salute. Noi abbiamo cercato un pochino nel libro, nelle ricette, di dare anche una stagionalità, non in maniera rigida, però per esempio alcuni piatti sono stati consigliati per il periodo autunnale, quando soprattutto dobbiamo ricaricare il nostro organismo dopo l'esposizione solare. I capelli, le unghie, gli annessi cutanei, la disidratazione sono dei segni molto importanti di questo periodo, e in questo periodo quindi nutrirsi con alimenti, per esempio qui ci parlava del broccolo, c'è una ricetta in cui il broccolo viene saltato perché, pur essendo una verdura che magari non piace a tutti, è una verdura importante che può, ricca di vitamina B12, ricca addirittura di un composto che sembra prevenire il cancro al seno e che attualmente è proprio all'osservazione per queste sue proprietà, ma che è ricco soprattutto di niacina, di altri amminoacidi essenziali proprio per dare lucentezza ai nostri capelli, dare forza e vitalità alle nostre unghie, idratare in profondità la pelle. Allora abbiamo cercato nel libro, troverete delle ricette che sono adatte a un determinato periodo, per esempio la ricetta invernale c'è la zuppa d'orzo che chiaramente ha le sue proprietà utili in quel periodo perché ci ricarica in termini di difesa contro il freddo e quindi aiuta le cellule ad andare in risparmio energetico. E così abbiamo nelle pietanze estive la tavola colorata e più propriamente estiva e quindi primaverile estiva, perché chiaramente la tavola colorata significa piena di verdure, come diceva Pucci, di tanti tipi di verdure, peperoni, melanzane, ognuna di queste ha delle proprietà specifiche, pomodori, cavolo, ci consente di avere una varietà e in ogni verdura ritrovare delle proprietà molto importanti e mirate. Scusami Lorena. No, dico, è incredibile come spesso ricorriamo, no? Andiamo in farmacia per cercare integratori, di genere, quando poi invece è importante sapere che tutto è negli alimenti, l'importante è sapere dove e quindi come mangiare.
e sapere anche quanto, c'è un quantitativo minimo, perché adesso io abbiamo le questo sono delle tabelle Sì, inequivocabili. abbiamo dato, allora intanto il discorso dell'ossidazione rimane ancora un po' difficile da contrastare, non è come dice Ciò, il valore alto di glicemia allora posso... La misurazione è molto difficile, esistono dei metodi, ma dipende anche da come misuri e quanto misuri. addirittura nell'arco della giornata cambia, se c'è la più luce, se c'è meno luce, quindi noi Se hai fumato una sigaretta poco prima, se sei Sì. stato particolarmente agitato poco prima, sono tante le variabili, per cui noi abbiamo ragionato in termini medi. e anche per il consenso. Diciamo che però non è che più è uno di quei casi in cui più ne mangi più non hai problemi, ecco, dal punto di vista non c'è un eccesso, Non è che puoi dire mi sono antiossidata troppo. Non ci si antiossida mai, Non basta mai, non è mai abbastanza. Questo dà la scusa a me di mangiare cioccolato con gomme, perché per carità. Cioccolato, vino rosso. Ho scoperto 50-55% di cereali, no di cereali, di carboidrati, giusto? A lezione giornaliera? Dal vostro libro? Sì, ma perché se noi scegliamo poi quelli Basta complessi, scegliere. facciamo ruotare i cereali, non solo la farina bianca semplice, ma non so, farine integrali, il farro, il mais, anche la semola, tu hai fatto quella la semola, la fregola per esempio, io la uso fregola tantissimo. sarda, La fregola sarda è ricchissima di antiossidanti, ha una quantità perché contiene il germe del grano in maniera più protetta, quindi lo trattiene gli antiossidanti. Poi il riso noi vogliamo anche favorire appunto la fusion, la soia, come diceva Lorella. Le donne orientali invecchiano molto più tardi, hanno i capelli meno bianchi e hanno dei caratteri per esempio pensate alle thailandesi o alle giapponesi, le vecchiette di quella razza sono molto meno segnate della razza occidentale e si è scoperto perché mangiano molto fitoestrogeni con la soia. Ora però mangiare molta soia purtroppo per noi non è uguale, non ci darà gli stessi effetti. Perché? Perché esiste un enzima genetico che hanno le donne orientali che converte la soia in un principio attivo. Probabilmente, proprio perché noi con la globalizzazione, la fusione alimentare, nel corso degli anni verificheremo anche per noi questa... Viene alle nostre Sì, figli per certo. vedere se questo... Ma molte donne che fanno la terapia sostitutiva in menopausa con i fitoestrogeni, qualcuno funziona, qualcuno no. Perché? Perché in quelli in cui funziona vuol dire che c'è naturalmente la possibilità di convertire la soia in uovo. Questo è il principio. Benissimo. A proposito di riso, altro capitolo Lei è un'appassionata di Io riso. sono un'appassionata di riso, sì. Sì. E quindi continuiamo ad elencare alimenti che io consumo spesso. Io per esempio prediligo molto anche il riso integrale, io uso farine integrali molto spesso. Ogni tanto mangio anche la pasta bianca, però è impossibile farlo, amo. Insomma, mi piace cambiare anche proprio perché è buono il gusto, Sì. quindi cerco di abituare anche i ragazzi. Insomma, E mangiare a così. casa? Lo stesso, Lo stesso. cerco di abituarli, anche se insomma i ragazzi, adesso oramai sono ragazzi quindi è un po' più semplice, però insomma cominciando quando erano un po' più piccoli si facevano sperimentazioni, a volte riuscivano, a volte no, però insomma adesso devo dire che sono molto, si divertono molto a sperimentare, anche quando si viaggia, si va in paesi nuovi, è bello comunque, no? Ogni volta testare sapori, profumi. È un bel modo per conoscere la cultura di quel paese. Sì, Io penso sì. che tramite la cucina sia sempre La prima chiave proprio. E la cosa bella di queste ricette di Pucci è proprio la grande contaminazione che c'è, perché sono delle ricette che hanno insomma come dire, una matrice. L'abbiamo detto prima, sì, impronta proprio italiana, proprio partenopea, italiana, Ma soprattutto partenopea, però ci sono tante contaminazioni molto Per interessanti. esempio il bollito con il wasabi è veramente una cosa Lo zenzero è molto presente. Zenzero, no? parliamo un po' Nelle di ricette. appunto, entriamo nel merito. Zenzero sì, zenzero no, zenzero sì. sì, tantissimo, wasabi sì, tantissimo, le spezie. Per
esempio un modo per cucinare in maniera anche leggera è abbondare in spezie, e una spezia meravigliosa per la pelle è la curcuma, per esempio, che ha un effetto antietà, vero? Oltretutto è oggetto di studio perché sembrerebbe anche la curcuma avere un'azione anticancro, e il curry idem. Lo zenzero poi ora è stato studiato questo estratto, dello zenzero è stato riscontrato questo composto che si chiama rose, che praticamente sembra inibire l'enzima elastasi. E l'elastasi che cos'è? È un enzima che in realtà va contro di noi, perché il collagene è la base della nostra bella pelle, della non formazione, tra virgolette, di rughe. Allora, l'elastasi invece degrada il collagene e quindi favorisce la formazione della ruga. L'estratto di zenzero, nella ricetta dell'antipasto che ci ha creato, c'è la presenza dello zenzero, e noi diamo proprio la quantità di zenzero con il valore corrispondente di ora, in cui si vede proprio che l'estratto combatte questa attività dell'enzima e quindi in un certo senso ci aiuta a tenere questa impalcatura collagenica, questa impalcatura del nostro collagene, del tessuto connettivo bella sostenuta, e quindi forse a combattere anche la ruga. Ci aiuta anche forse a usare anche meno sale, che può Sì, essere sicuramente il sale, salare troppo. Poi c'è una cosa che va detta, la lingua ha dei recettori per il sale e si satura, cioè più noi saliamo, più sentiamo la necessità di salare, perché sentiamo meno sale e abbiamo bisogno di salare sempre di più. Questo poi va a discapito degli altri sapori. Spezzare il palato dal troppo salare, dal troppo sapido, è una condizione che ci permette di riassaporare meglio tutto. È come quando si smette di fumare, che cominci a risentire i sapori e a identificarli. Il sale azzera l'autonomia dei vari sapori. Certo, e comunque poi ogni ingrediente ha la sua sapidità, cioè assolutamente, come anche bello proprio quello, no? Scoprire il sapore di una verdura bollita in pochissima acqua, quell'acqua che io non butto mai, che riutilizzo, addirittura mi faccio i piccoli ghiacciolini perché ha bisogno di dasi di puzza. È piena di sali minerali, quindi ha un suo sapore, sfumo gli arrosti, i pesci. è come se facessi un piccolo brodo vegetale, esatto, lo tieni là. Ottimo anche con marinare con la pasta, no? Sì, certo, se fai una pasta con i fagiolini, io la pasta la cucino nell'acqua. Sono chef che guarda, sarebbe un monumento cucina, sta parlando di Gasparelli che cucina la pasta solo in brodo, per cui non si può. Io ho una collaboratrice filippina che all'inizio mangiava, per tanti anni, mangiava solo le sue cose, prendeva queste bustine con i nugget precotti pieni di glutammato. Io, ti verrà un accidente, adesso no signora, io mangio quello che fa lei. È bellissimo perché oramai lei è abituata, quando io faccio preparare la verdura eccetera, trovo questi barattolini dove è stato bollito fagiolino, broccolo le acque varie. Fantastico. Una scientificazione questa. Sì, molto organizzata. Meglio il pesce o la carne? Meglio il pesce, sicuramente. meglio il pesce perché è ricco di grassi buoni. Noi che facciamo una lotta ai grassi dobbiamo sicuramente sapete, ma è bene ribadire che esatto, gli omega 3 e gli omega 6, il pesce, qui ci sono tante ricette con il rombo, con la gallinella, pesce azzurro che è ricco di omega 3, ci consente di aumentare il colesterolo buono, quindi l'HDL che libera le nostre arterie e anche la nostra cute, perché i grassi, se abbiamo un accumulo di grassi, sicuramente anche la cute risulta più opaca, risulta in sofferenza, quindi una buona omeostasi tra la quantità di grassi giusti, quindi buoni e cattivi, e anche un'assicurazione per avere una pelle luminosa. Ma poi ci sono proprio degli studi ben precisi su quella che è la carenza di omega 3, omega 6, omega 9
e malattie della pelle, per esempio la dermatite atopica, che è una dermatite costituzionale che colpisce spesso anche gli adulti, non solo i bambini, si giova molto di una dieta ricca di anche la psoriasi, con gli anni diventa, perché è una patologia che aumenta negli anni, quindi quelle anche estetiche, macchie desquamative, desquamatorie sulle punte, soprattutto alle braccia e alle gambe, si giova molto di integratori a base di omega 3 e omega 6. Quindi perché c'è un aumento della stabilizzazione a livello della membrana cellulare. Soprattutto gli ultimi studi rivelano che l'invecchiamento è legato anche all'equilibrio all'interno della membrana cellulare. Allora noi in questo libro abbiamo cercato di non penalizzare nessun alimento, anzi di esaltarlo. Per esempio il latte. Il latte è stato allontanato perché inversamente al pesce è ricco di grassi saturi, quindi di grassi cattivi. Però è anche vero che negli ultimi anni la presenza della lattoferrina, sia nel latte che negli estratti del latte, quindi nello yogurt, eccetera, può essere un grande fattore importante per l'equilibrio della membrana cellulare ed essere quindi alla base di tutte quelle che sono le difese della cute contro le alterazioni, quindi contro le dermatiti, anche i processi infiammatori, che poi portano inevitabilmente a un processo di senescenza della cellula e un processo di invecchiamento. Quindi lei mi dice pesce o carne? Noi sicuramente il pesce, però c'è da dire che nel libro non abbiamo demonizzato la carne. Pochi formaggi, posso dirlo? Pochi formaggi esattamente. C'è il tofu però. No, c'è anche il caprino. C'è una ricetta. C'è la prova. Nel libro ce n'è una di prova. Va bene che però non mangiarci, ma non le esageriamo. Però perché devo dire che può sembrare che queste ricette siano state fatte un po' a caso, ma non è assolutamente così. Noi siamo partiti dalla ricerca bibliografica, quindi dalle proprietà degli ingredienti. La nostra chef ha costruito le ricette interamente sull'esigenza, l'esigenza di rispettare le proprietà antiossidanti degli ingredienti e anche un quantitativo giusto. Cioè noi sappiamo che l'organismo ha bisogno dalle 3.000 ai 5.000 ORAC quotidiani. Noi abbiamo cercato in ogni ricetta, per 4 persone, quindi per ogni persona, di mettere nella tabella gli ORAC ingeriti. E allora lì dove c'era la carne, che magari aveva pochi ORAC, lei ha aggiustato ed è stata bravissima. Per esempio, ci ha messo tanto di quel licopene. Comunque la validità scientifica è tale che so che nel mondo scientifico si è scatenata una gelosia, un'invidia abbastanza forte. Quindi questo è il segno che l'hanno trovato in tutti i modi, non ci sono riusciti. Non c'è stato Adesso vi chiedono di essere invitati. Spazio a cena, quanto avete mangiato in questa, nella stesura di questo libro? Quanto avete assaggiato? Beh, insomma, io a un certo punto non ce la facevo più a cucinare, devo dire, ho avuto un momento di... Però diciamo la verità che abbiamo anche avuto dei bravi assaggiatori, perché i mariti ci hanno dato una buona mano. Hanno preso 5-6 kg in un anno. Però hanno una pelle, tutti. No, è vero, è vero. Però è così che è nato anche il titolo. Sì, è nato così anche il titolo, in effetti. Invece il tipo di cottura, parlavamo prima delle tecniche, gli chef sono molto attenti, a casa a volte lo siamo di più, a volte lo siamo di meno. Che tipo di cottura scegliere? Se ce n'è una più indicata? La cottura è più un alimento è meno manipolato, ecco un gioco arzigogolato di parole, è meglio conserva i suoi principi attivi, ovviamente. Ecco, per esempio, prima ti chiedevo, io sono stata in Canada, ho mangiato questo cervo cotto A bassa temperatura, sotto vuoto, mi voglio assolutamente Roner, adesso torniamo a Roner, subito comprate Roner e la macchina per esatto. Perché in effetti lì il concetto è che una bassa temperatura in carenza d'aria altera le fibre senza però togliere i principi nutritivi. Soprattutto non li denatura. Esatto. Il concetto dell'ossidazione, quindi della trasformazione e la denaturazione. Quando tu una molecola la destrutturi in un certo senso, perde la sua proprietà, quindi più rimane inalterata, più è efficace la sua proprietà. Che più apporta il suo beneficio, ovviamente. Quindi la cottura, però anche su questo, per esempio, prima si parlava dell'ormesi e la frittura noi l'abbiamo rivalutata. Un
casalingo almeno una volta a settimana, per esempio, fa sì che la colicisti si muova meglio, si svuoti meglio e quindi facilita la digestione. E la frittura per eccellenza, in cui si coniugano l'alimento con la cottura al massimo, è la ricetta. La ricetta fritta, Tommaso, mio figlio più grande. Poi ecco, almeno si può rosolare e cuocere un sughetto con anche un aglio e olio, non è necessario che si debba... Tutto a crudo? Tutto a crudo, ma anche quel rosolare dolce, quel che non aumenta il livello dell'ossidazione dell'olio, che chiaramente noi preferiamo l'extravergine. Ecco, qui abbiamo un capitolo che io su questo mi batto da anni, perché sia nella frittura che nell'uso comunque, sia in cottura che a crudo, l'olio extravergine è più stabile, esatto. Quindi è quello che ci danneggia meno. Sia nelle temperature, nelle alte temperature, ma anche nella durata. È un'altra cosa importantissima da considerare. Il condimento a crudo comunque è sempre da preferire, bene o male. Certo, però ecco, il problema dell'olio extravergine è che se ne spreca tanto se fai una frittura, perché pentola piccola, l'alimento deve essere immerso e deve essere costante, cioè a un certo punto mi diceva mia nonna quando faceva la frittura, c'aveva questo pentolino, sempre quello era, e diceva guarda, quando non si deve più muovere, allora puoi mettere, è vero, a un certo punto l'olio è immobile e quello è il punto giusto in cui immergere la temperatura giusta per friggere. Però è anche vero che spendiamo tanti soldi per altre cose, magari non so, un telefonino di meno, un po' di olio meglio una frittura magari a settimana fatta bene piuttosto che farla più spesso. Sì, appunto, è fatta male. Io sono sempre dell'idea, a me è meglio meno ma ottimo che tanto, insomma la qualità degli alimenti è fondamentale. Io sono appena tornata dal Canada, poi ho fatto un passaggio in America, veramente mi strazia il cuore quando passo davanti a questi baretti eccetera, dove c'è questo ragazzo di turno che tira fuori queste patatine surgelate e le immerge in questa friggitrice. Non oso pensare cosa ci Da sia quanto dentro la tempo? friggitrice. Ecco, come si fa? Questa è una cosa che Diventa quasi tossico. per me diventa veramente difficile pensare che si possa è una delle cause di tanti danni degli adolescenti, questo abuso di queste fritture, di questi conservanti. Gli oli idrogenati che hanno cambiato esatto, alterano anche la fisicità. Il menarca precoce, per esempio, nelle donne sembra sia legato anche ad un abuso di alcuni composti che vanno ad alterare tutto il ciclo ormonale. E quindi insomma bisogna riscoprire un po' il gusto giusto, la scelta dell'alimento, del piatto giusto, perché altrimenti veramente si rischia di farsi del male e poi di pentirsi inutilmente. Certo, alcolici sì o no? il vino sì, Il super Vino alcolici, rosso, vino rosso. meglio il rosso che il bianco sicuramente. da lì è partito tutto, da un dal bicchiere. resveratrol, dal bicchiere di vino rosso è partito tutto, perché il resveratrol oramai addirittura ci sono dei lavori scientifici sulla cardiologia, proprio per proteggere il glutenio delle coronarie. non è che dobbiamo raggiungere un tasso alcolico elevato, per carità, ma il paradosso francese e del mezzo bicchiere dell'utilizzo di vino rosso nella Provenza francese e del basso rischio cardiovascolare riscontrato ha poi dato vita a tutta una serie di scoperte e di studi di questa molecola, che sembra inibire l'attività, la differenziazione dei cheratinociti, che sono le cellule del cutano, e quindi tutta quella alterazione che viene con gli anni delle macchie scure, dell'accumulo delle cheratosi, sembra essere un grosso inibitore di tutta questa alterazione di attività. E a livello delle arterie sembra essere un vero spazzino, cioè quello che ci consente di avere la fluidità del sangue senza eccedere. Certo. La base del libro è l'equilibrio, è la ricerca dell'equilibrio. Altra cosa eccezionale sono i frutti del bosco. Infatti in Trentino adesso c'è uno studio proprio sui mirtilli che sono diventati DOP
e sulla loro azione, appunto grazie alle antocianine, sulla protezione cardiovascolare. Il melograno, un altro di quelli, io per esempio un toccasana nell'insalata non mi manca mai. Anche perché è ricco di acido ellagico che protegge i fibroblasti dal danno delle metastasi e quindi ci consente di dare una naturalezza alla pelle. Allora, abbiamo detto mezzo bicchiere di vino a pranzo, diamo le regole a pranzo e a Natale, cena. E allora voi avete diviso il libro, le ricette in 4 parti, diciamo gli antipasti, dopo l'introduzione ci sono gli antipasti, i primi, i secondi e i dolci. Guarda che hai detto? guarda Che hai detto? Dolci, Che sì. c'erano anche i dolci. Ormesi, no? Quello è il piccolo danno che si può fare all'interno. La gioia di mangiare un dolce. Abbiamo detto che non si parla di calorie, no? No, Si parla di valore ORAC, quindi è una cosa diversa. E quindi anche i dolci hanno un loro valore ORAC. Sì, come lei parlava delle more, dei lamponi, c'è un muffin qua fatto proprio con i frutti di bosco, in cui il valore ORAC è esaltato e quindi cucinando in maniera... Il castagnaccio, per Il esempio. castagnaccio che è pieno di la farina di castagna, 250 grammi di farina di castagna contiene circa 6.000 ORAC, questo che per dirci. 30 grammi di cioccolato fondente che troviamo nel flan al Mi sembra che cioccolato. Gabriella faccia un tipo proprio di cioccolato di quelli. Diciamo che la parte della ricetta Lo deve mettere comunque, però va bene, 30 grammi di flan al cioccolato fondente, quindi significa cacao amaro superiore al 70% o meglio al 90%, sono circa 10.000 ORAC. Questo lo scrive la Bibbia statunitense, non lo dico io. Attenzione, con lo yogurt e con la frutta secca. Esatto. E per esempio mettendo lo yogurt, sostituendolo con l'intero A quello scremato, È vero che si mette la frutta secca che è molto calorica, però 60 grammi di frutta secca, quindi di noci o di mandorle, assicurano un quantitativo di antiossidanti, ma non E solo anche di lì- nutrienti, perché ci sono sali minerali, vitamine, amminoacidi, ferro, zinco, per cui ci consentono, tanto è vero che è un grosso panel energetico in maniera Per iniziare anche la equilibrata. colazione, per esempio. che è un pasto fondamentale della giornata. Sì, un pasto, assolutamente. Tu che colazione fai, Lorella? Ma io per esempio nello yogurt con frutta secca pochissima naturalmente, oppure un po' di cereali integrali. Sì, Io cerco di Lorella fa la parte equilibrata. No, nel senso che io cerco di prediligere gli ingredienti che fanno bene alla pelle, però poi cerco anche di staccare le calorie. Insomma, io di danni cerco di farmene pochi, però per esempio a proposito di dolci ho concluso con la mia unica ricetta di questo libro, perché naturalmente insomma, non era il mio compito in questo libro, che è una meravigliosa torta di ricotta al cioccolato. Ho chiesto permesso alle due professoresse di poterla inserire, perché ho detto non fate il calcolo del valore ORAC, perché immagino che non ce ne sia moltissimo, però la torta mi fa fare sempre una gran bella figura, quindi mi hanno dato il permesso. E quindi è stata inserita senza valore ORAC. E i valori ORAC sono solamente, se leggevo bene, calcolabili sulle verdure o vengono calcolati su tutti gli alimenti? Non su tutti gli alimenti, ci sono Cioè, alcuni perché alimenti che non hanno. cereali. Che non ce li hanno. Per esempio ci sono stati alcuni tipi di cereali che non hanno un quantitativo ORAC specifico, per cui li abbiamo dovuti assimilare ad altri tipi di cereali. Tipo, fatemi chiedere, cos'è una cosa che può essere... Per esempio la pasta. La pasta normale, per esempio l'integrale c'è il valore di ORAC. La pasta normale non ha un quantitativo di ORAC perché probabilmente dipende molto dalla razione della e farina. quindi non ci sono stati studi significativi in termini scientifici, mentre quella integrale, siccome ha una quantità di fibre che a loro volta hanno un quantitativo ORAC, per la proprietà transitiva acquisisce un quantitativo utile e utilizzabile. C'è un altro alimento che io amo moltissimo e sono le uova. Anch'io. Ne abbiamo rivalutato. Oddio, non proprio semplicissima, la scienza si è un po' sbizzarrita perché suggerisce uova di quaglia in una ricetta, che non è proprio una cosa che trovi tutti i giorni, però si trovano dappertutto ormai. perché le uova di quaglia sono più ricche di vitamina B12 Certo. e quindi Estremamente. di acido pantotenico Hanno e un effetto antiallergico. e hanno un quantitativo più basso di acidi grassi. Però anche il discorso
discorso del colesterolo, eccetera, l'uovo è stato completamente rivalutato. Io per esempio, parlando di colazione, non amando moltissimo i dolci, mi piace moltissimo fare colazione con l'uovo, o l'uovo alla coque, o anche l'uovo strapazzato, così senza pancetta. Casomai senza olio. Esatto, nell'acqua. Mi piace molto l'uovo, lo mangerei tutti i giorni. È un alimento ricco, interessante. Sento proprio che, per esempio... Anche tutti i giorni lo mangeresti? Sì, E si può? certo. Soprattutto se poi si mangia con l'albume, che è molto proteico e quindi energetico. Una proteina, esatto, una proteina che non ci dà ed è privo di acidi grassi che invece saturi, quelli cattivi che sono contenuti nel rosso. Quindi viva le meringhe! Ma infatti quelli Non vedi che ritorni al dolce, mi sa che è lo stesso debole mio però. E certo, Devi svegliare, quindi le meringhe effettivamente sono dei dolci più magri, cioè con proprio delle calorie, a parte lui bassissime, non c'è di niente. grande soddisfazione. Poco usato. Da tutti questi discorsi, poi noi parliamo di a tavola non si invecchia, quindi gli adulti, in realtà tutte queste cose, queste informazioni che voi date nel libro sono utilissime anche per i bambini. Certo. Prima ne parlava nel collegamento da New York, io sono molto sensibile perché adesso a settembre partirà il primo programma con i bambini che vede protagonisti, i bambini Brava, vicino ottima, sull'angolo rosso. perché l'obesità comincia. Esatto, noi siamo andati in una fattoria didattica, devo dire che siamo andati di corsa perché dopo i provini dove mi dicevano che le patate crescevano sugli alberi, mi ho preso un colpo, ho detto ragazzi dobbiamo andare in campagna e fargli vedere dove crescono realmente le patate perché non possiamo farli crescere con queste informazioni. Però queste informazioni possono essere utili alle mamme naturalmente perché possono preparare il messaggio è anche questo, ricominciamo a cucinare. Sì. Perché per troppo tempo noi siamo stati sedotti dal pronto e il pronto purtroppo è un'overdose di additivi, conservanti, coloranti, mistificanti. Che danneggia soprattutto i bambini, esatto, perché sono più suscettibili, è come gli ultravioletti, no? Quando si parla di danno ultravioletti, in realtà non sono gli adulti che si devono proteggere dal danno ultravioletti, e fino a 10 anni bisogna proteggere, perché il danno sulle cellule melanocitarie del bambino, che sono cellule immature, fa sì che le cellule non sviluppano quell'immunocompetenza, quindi quelle capacità di difendersi. La stessa cosa è per l'alimentazione. Se tutte queste sostanze che sono tossiche, tra virgolette, per un adulto, vengono ingerite dal bambino, l'organismo non riesce a metabolizzarle, come il discorso del coma etilico dei tredicenni, dei dodicenni. L'organismo non è pronto per metabolizzare quella quantità e allora anche lì ci vuole una forza educativa nel far capire che non è il momento giusto, che bisogna aspettare perché l'organismo non lo tollera. La merenda deve ritornare al pane in prosciutto o Pane pane marmellato, marmellato. La patata di per sé non è un alimento dannoso. L'estratto di patata ha dimostrato che prolunga la vita dei fibroblasti, perché anche lì dipende dalle metastasi. E quindi si è rivalutata la patata che è stata demonizzata nelle diete, viene demonizzata. È dannosa la patata fritta, tout court, quella a cui faceva riferimento Pucci, quella congelata, estratta dal congelatore, bifritta, che chiaramente, allora al bambino bisogna far rivalutare il gusto della patata fatta casomai al forno, bollita e poi insaporita. Anche schiacciata, calda, condita con olio e prezzemolo, è un piatto meraviglioso. Polpettoni. Insomma, comunque è un percorso educativo, no? Sì. La cucina fa parte del percorso educativo Certo. globale. E poi cucinare significa a monte fare la spesa. Esatto, ti stavo dicendo questo perché in realtà non bisogna solo tornare a cucinare, bisogna tornare a fare la spesa. Saper scegliere. Esatto, e informarsi, saper scegliere, saper appunto conoscere la stagionalità. Pretendere la qualità, perché noi siamo stati veramente tartassati dal pronto, 4 salti di qua, 4 salti di là, non voglio fare pubblicità, niente. Vai al supermercato c'è una piena di sugo pronto al pomodoro, sugo pronto alla ricotta, basilico, che si fa esatto, ma secondo me ci vuole lo stesso tempo per aprire il barattolo. Io credo che sicuramente meno del tempo della cottura della pasta, perché vuol dire quando tu metti sull'acqua e metti un pomodoro o un filo d'olio e anche uno spicchio d'aglio, non è Certo, la cucina prevede anche un po' di passione.
questo non ci piove. Noi abbiamo una pagina di Facebook sull'editore aperto e è stato molto interessante vedere che per esempio molti utenti di questa pagina erano uomini. Ah, guarda, allora nel mio programma, questo l'ho fatto io, vengono praticamente solo uomini. Cioè è un hobby che sta prendendo. Tra l'altro sono molto bravi. Sono bravi in cucina, sono molto bravi. Non sono altrettanto precisi in cucina, usano 87 pentole, però sono bravi, però diciamo quello che poi il risultato è ottimo. Sporcano troppo. Sporcano troppo. Però ci vuole un reggimento poi alle spalle per rimettere tutto a posto. Ci vuole una squadra. Però hanno, cioè, devo dire che le nuove leve della cucina sono mascolini. Sì, nell'ambito anche del casalingo. Sì, beh, gli chef inevitabilmente, perché è un mestiere per una donna veramente molto faticoso, fisicamente faticoso e anche perché comunque non ti permette di avere una famiglia, insomma ci sono una serie di difficoltà. Però oggi c'è un amore per la cucina, per questo mestiere di chef da parte dei giovani, tantissimi, soprattutto dei giovani uomini, c'è proprio un riappropriarsi di questo settore. E anche una raffinatezza, una ricerca, anche una ricerca di sapori, di storia. Vedi dei ragazzi di 26-27 anni che hanno un talento. Comunque cucinare significa volersi bene e voler bene agli altri, certo, sostanzialmente, quindi è un atto d'amore, è un vero e proprio atto d'amore. Allora, la ricetta preferita, vediamo, quella di cui facciamola scegliere a Lorella, va? No, la mia ricetta preferita, ma io non faccio test perché sceglierei quelle più magre. Vabbè, ma c'è il pubblico è interessato anche all'apporto calorico. No, io per esempio, ecco, dal punto di vista dei dolci, per esempio, fra tutte le ricette di Pucci, lo yogurt con la frutta secca lo trovo un giusto, come dire, un connubio, no? Fra il gusto, il valore antiossidante e anche comunque un equilibrio dal punto di vista la famosa granola americana. Esattamente. Senti, invece il tuo cavallo di battaglia in cucina? Il mio cavallo di battaglia? Sai quel piatto che dici lo faccio, sono tranquilla, mi riesce, faccio la parmigiana, le fettuccine fatte in casa. Ecco, per esempio a proposito di percorso, a proposito di percorso con i ragazzi, per esempio, è molto divertente giocare, no? Sperimentare con loro. Io per esempio la pasta fatta in casa l'ho imparata in tanti anni perché la faceva mia nonna, poi mia nonna l'ha insegnata a mia madre ha insegnato a me e quindi in qualche modo a me anche tramandare, no? Questa tradizione ai miei figli, insomma mi fa molto piacere perché in qualche modo quando poi cuciniamo insieme, facciamo la pasta fatta in casa, non è mai buona come quella che faceva mia nonna perché la sfoglia di mia nonna è imbattibile, però in qualche modo è un po' come se fossimo di nuovo tutti insieme, quindi lì ritorna sempre il valore emozionale di quello che si fa in cucina, sì. E comunque il sapore dell'infanzia è quello che ricerchiamo per tutta la vita, nel senso lo ricordiamo anche quel profumo di pomodoro proprio semplicissimo. Il pane con la salsa della domenica, io appunto. La mia ricetta preferita è le polpette al sugo sono proprio l'infanzia piena, penso che per tutti. Quando le rubavi, esatto, che erano già pronte quel pentolone, tu volevi l'assaggio prima. E le polpette al sugo però con tutto quello che c'è di licopene all'interno del sugo si possono fare e sono una grande pietanza alla pietà che ci consente. Sono il piatto forte anche di Lili, il vagabondo, scusate, faccio una citazione di Artuse con i bambini, insomma devo dire, per farmi mangiare gli spaghetti con le polpettine del sugo, guarda, con quel film era perfetto, un grande successo. E tu invece? Ma io oramai insomma, mi sfido, quindi devo alzare il tiro. Stavo dicendo prima che ieri ha mangiato un'insalata di mare fredda con il pomodoro che non la convinceva e che quindi adesso appena tornerà a casa l'ha già fatta, faccio una salsa col ghiaccio, quindi la contaminazione, il fiuto, comunque la ricerca anche gli alimenti, i piatti che vengono dati. Sì, questo mi piace tantissimo, mi fa sentire cittadina del mondo. Per esempio un mio piatto è il guacamole con la tartare di tonno. A proposito di Messico, tornato dal Messico, il guacamole l'avocado per esempio è un frutto salvapore a tutti gli effetti. Ma l'avocado non è c'è i grassi, c'è i grassi buonissimi. È ricco di acidi grassi essenziali, quelli buoni.
quindi bisogna mangiare avocado. C'è una quantità anche di carotenoidi meravigliosa. La staxantina che serve per esempio per le cellule cutanee, li protegge dal danno ossidativo in maniera... Fa prendere appunti. Sì, sì, Basta un frullatorino, metti dentro il guacamole un po' di pomodorino, una cipollina di tropea, un po' di aceto. Scusami, la cipollina di tropea rispetto alla cipolla normale, la cipolla rossa di tropea ha un quantitativo di ora sconvolgente, ma stiamo parlando di quercetina, di sì. 6-7.000 ore. No, perché ce n'è praticamente, cioè, Sì, no, avete da leggere. 10 ricette, ci sono 8 ricette con la cipolla di tropea, che se non la trovate è un disastro. È ricca di quercetina e la quercetina è un antiossidante che ultimamente è stato utilizzato in medicina anche per combattere le cellule della leucemia, perché inibisce alcuni meccanismi e quindi favorisce l'equilibrio cellulare. Quindi bisognerebbe cercare di trovare questa. E infatti Io sono mangio dopo. quella rossa. Ma rossa No, ce no, ne rossa sono di tante. tropea con tanto di bollino, Con la tanto di volta, bollino, le ricerche perché sono la comunque sia vado al mercato. ma è l'unica che, come si dice a Roma, non te sei in faccia. Anche l'unica che è cruda. È in odore, è digeribilissima, quindi dopo si può anche consumare dopo con una cena, è meglio diciamo, sempre in coppia intrigante. condividere queste cose. Cipolleane sicuramente. In coppia o in famiglia, così non ci sono problemi. Per cui, Con chi ti vuole bene, diciamo. Comunque ecco, una cosa di cui scrivendo questo libro, quindi studiando, perché noi di fatto abbiamo anche studiato, perché poi come diceva Edoardo, gli esami non finiscono mai, ci siamo resi conto che tutti i processi di danno a carico dell'organismo partono da un processo ossidativo. Alla base anche del cancro, tutte le malattie partono con un processo infiammatorio che quasi sempre è la conseguenza di un processo ossidativo. Quindi al di là dell'invecchiamento e della bellezza, tenere d'occhio questa condotta non può che farci bene. Questo stile di vita, come appunto Sì. abbiamo ribadito fino adesso. Poi per carità, la medicina per fortuna o per sfortuna non è una scienza esatta e quasi mai 2 più 2 fa 4. L'essere umano è unico e irripetibile, ognuno di noi nei confronti delle aggressioni si comporta secondo il suo pacchetto, è anche il mistero, è anche l'unicità dell'essere, quindi nessuno saprà mai la ricetta vera però comunque ci sono delle regole che abbiamo raccontato che aiutano a mantenere la Poi come si dice, aiutati, Dio ti aiuta. Esatto. Se uno si mette un po', può darsi che dall'alto ti do una mano. Abbiamo parlato abbastanza di frutta, ma non tanto. La frutta in realtà ha un potere forte. Abbiamo parlato dei frutti, di piccoli frutti di bosco, ma il resto della frutta. Il vero problema della frutta è che la maggior parte dei principi attivi è nella buccia. Quindi avere la possibilità di cosiddetto frutteto organico, biologico, sarebbe l'ideale per poter prendere la prugna e mangiarla. Io ho un paziente che ha una coltivazione di prugne vicino Roma e sono talmente belle che le esporta in California, ci fanno le saratorie. Addirittura. E lui un giorno mi ha portato un cestino di queste prugne che erano a parte buonissime ma bellissime. E io ho detto ma sono biologiche, dice, ma dottore Ivo quale biologico? Mi ha detto io per farle venire così la terra l'ho dovuta avvelenare. Cioè questa cosa mi ha abbastanza colpito perché poi di fatto è vero che uno più passa il tempo la vita media si allunga, gli insulti che subiamo li contrastiamo sempre meglio, però è anche vero che siamo esposti a delle situazioni, cioè i pesticidi, i diserbanti. Bisogna parlare di antiossidanti. Qua c'è un discorso di avvelenamento reiterato, continuo. Quindi la frutta è importantissima.
E lavarla per esempio con l'acqua e bicarbonato può aiutare a mantenere la buccia, per poterla mantenere. Gli albicocche per esempio sono uno dei frutti che abbiamo inserito in qualche ricetta. Ho visto che c'è un plum cake. Perché chiaramente l'albicocca si consuma con la buccia, certo. mentre tutti gli altri frutti è un po' più anche l'uva senza la buccia o l'arancia. Per esempio le arance apportano una quantità di antiossidanti altissima, compresa la vitamina C, che però è fotosensibile, cioè non a caso lo spicchio d'arancia ha quella pellicolina che lo protegge, perché una volta che tu tagli è molto meglio mangiare l'arancia a spicchi piuttosto che la spremuta, perché la spremuta d'arancia mentre la fai la devi già bere, perché dopo 30 secondi è già sparito tutto. Sparito quasi I benefici. la vitamina C non c'è quasi più. quasi per niente. Tant'è vero che i succhi sintetici, cioè, sono addizionati. Perché no? Chiaramente non ci sono le aggiunte. Quindi mi raccomando, le arance spremete la mangiate a spicchi. Neanche affettate, ma mia nonna faceva un'insalata di arance con le olive, l'aceto, un po' si è ritornati a questo genere di insalata e i finocchi insieme, più originali, che però coniugano la frutta con la verdura, con l'insalatina. Adesso vanno molto di moda i fiori, anche i fiori eduli, sì, ce ne sono molti. Quindi diciamo io avrei non vi siete lanciati ancora nei fiori, nel prossimo io ho fatto i fiori di zucca, fritti con la mozzarella, che comunque sempre fiori sono, quindi cominciamo, partiamo dai fiori di zucca, torniamo al siamo più fritto tranquilli. di prima e facciamo con i fiori di zucca. Sì, esatto, e la ricetta è mozzarella, precisa. Va bene, ma il nostro Fred che disegna lì, poi dopo saremo curiosi di vedere la vignetta. Questa non sapevo, questa è una chicca, non sapevamo. L'ho visto, capito? Che non è accorta, speriamo bene. Chissà che cosa. Ci sono delle domande dal pubblico, qualche curiosità che abbiamo, magari abbiamo sollevato un po' di curiosità. Sì, ci saranno sicuramente appassionati di cucina. Quanti cucinano bene tra il pubblico? Quanti cucinano? Sì, che si diletta, nessuno. Nessuno si espone. Non ci crediamo, non ci crediamo. non ci crediamo. Ci sono, secondo me, solo in fondo c'è tanto la signora che cucina. Signore lì, ma volete farci delle domande? O volete... Avete delle curiosità magari su qualche alimento in particolare che vi piace di più o che magari ha... C'è una signora che vorrebbe fare una domanda? Adesso vedo che portano il microfono così la sentiamo. Che cosa ci dite sull'uso del sale? Perché? È un modo di insaporire, però non soltanto attraverso il sale. Sì, il gomasio cos'è il gomasio? è un mix Io non lo so, i semi di sesamo tostati e il sale integrale, poi ognuno di noi lo può fare, si trova già preparato, però poi si può fare anche un composto di 1 a 2, di 1 a 4 e praticamente sicuramente io per esempio uso pochissimo sale, però attraverso i semi di sesamo che sono tostati e sono pigiati do grande sapore, saporisco molto le carni. Poi il sesamo e il sesamo noi l'abbiamo scelto come alimento perché nella ricetta, in ogni ricetta è così, e ogni volta che dico una roba è fatto. Esatto. Il libro è strutturato 20 antipasti, 20 primi, 20 secondi e 10 dolci. Nell'ambito di ogni ricetta c'è poi l'alimento da scegliere, quindi da preferire, e i benefici per la pelle di quell'alimento. Il sesamo noi l'abbiamo scelto perché in termini di ORAC è stato uno degli alimenti che ha quel quantitativo necessario e quindi un ingrediente che può essere utile per salare e nello stesso tempo non aggiungere troppo sale. Giustamente. Anche la taina, per esempio, la crema di sesamo può far diventare un'insalata meravigliosa invece della senape o di quelle cose pronte. Già pronto, no, per carità. No, ma il già pronto è vero che è molto utilizzato, però è anche vero che nelle cucine degli italiani entra con molta difficoltà, con molta diffidenza, nel senso che comunque abbiamo magari avere, non so, la ricetta che ci tramandiamo. Per esempio io non uso il dado, non ne voglio nessuno, ma il dado confezionato ed è facilissimo poter fare dei dadi in casa, nel senso che basta mixare un po' di sale con le verdure, per cui si
pulisce magari soffitto, carote, sedano, quindi già quello si possono preparare come fai tu col dati, come gioco, diceva esatto, e di insaporire in maniera alternativa è sicuramente più sana le pietanze. Sì, ma a volte io per esempio faccio sempre per conservare, perché poi non è che posso sempre cucinare. No, quindi certo. magari ogni tanto deve pure lavorare. No, però c'è da dire che la bellezza di questo libro è anche questa, nel senso che spesso parliamo della passione per la cucina, poi ci sono persone che sono costrette a cucinare tutti i giorni perché devono cucinare. Ecco, questo è un libro in cui ci sono ricette con dei tempi anche molto giusti per le donne che lavorano, per gli uomini che lavorano, cioè poter cucinare anche, no, la sera di ritorno senza avere il problema delle 4 ore per fare, cioè cucinare un arrosto che nessuno di noi ha se non nel fine settimana qualche volta, io nemmeno quello. Adesso ci avrà il Ronald, cucinerà, uscirà, glielo porterà. Vedo l'ora. Una volta erano i gioielli che mi davano questo. Adesso il Ronald, questo strano strumento. Adesso voglio scoprire un'altra cosa bandita in qualche modo, cioè l'ho vista poco, sono i salumi. Sì. Salumi si Vero? preparano direttamente anche. Quanto sono buoni i salumi? Però i salumi c'è anche No. la quota di conservanti. Appunto, i nitriti E poi noi abbiamo cercato, ma di Orac non si vede. non solo, ma Volevamo salvare un ricerca pochino. spasmodica del Però per esempio una borolina a Pasqua, voglio dire, essendo romana, una volta l'anno il danno si può fare. Il vero salume sano era quello che si faceva quando si ammazzava il maiale di tradizione e si facevano le salsicce con il budello, duravano pochissimo, una stagione, perché non erano addizionate di questi nitriti e nitrati, che poi rendono la carne del salume rossa, la mantengono rossa, ma un salume artigianale fatto in maniera diciamo casareccia diventa subito nero. Ora però noi abbiamo dati scientifici che ci dicono che i grossi consumatori, c'è un aumento di leucemia, anche di leucemia nei bambini, in chi fa molto uso di salumi. Per esempio in Germania dove si mangia moltissimo il Würstel, che lì stiamo un vedo più, anche se il panino col Würstel. Poi c'è anche lì c'è Würstel e Würstel. Per rivalutare i salumi ci dobbiamo buttare nella teoria dell'orresi, no? Una tanto. E una tanto va Vabbè, bene. sono in qualche modo l'unico salume che è menzionato in tutto il libro è la bresaola. La bresaola però chiamata un salume è proprio una cattiveria. E fa parte comunque Non è un salume, della famiglia. della famiglia dei salumi. Tu sei Però io ne faccio grande consumo. Grande consumo, insomma è l'unico salume praticamente che ti concede. che solitamente si mangia. Ma anche a casa il resto della famiglia può mangiare. No, vabbè, non prosciutto, sono così, no. non è una talebana. No, per esempio, io ho i miei maschietti da quando erano piccoli che prediligono il prosciutto cotto, io cerco di dare anche quando posso il crudo, ma insomma preferiscono per esempio il prosciutto cotto, quindi io non limito assolutamente, mi limito, ma non limito gli altri. Beh, anche in questo è molto importante l'alimento, cioè sapere da dove arriva, Sì, perché poi c'è il salume e salume, come un po' in tutte le cose, c'è frutta e verdura, carne e carne, pesce e pesce, quindi è importante trovare degli alimenti di qualità che diano delle garanzie sia nella provenienza che tutta la nella filiera. lavorazione, esattamente. Però insomma questo significa ritornare a prendersi del tempo per se stessi, perché comunque andare a fare la spesa, informarsi e scegliere e chiedere. Però è un diritto secondo me. Assolutamente. È una cosa che va coltivata, imparare anche a leggere la composizione degli alimenti e capire che cosa c'è dentro, un po' il discorso che facciamo anche per i cosmetici. Io per esempio mi occupo anche di ecodermatologia e mi piace molto alfabetizzare un paziente, fargli capire che quello che sta mettendo sulla pelle contiene A, B, C, D e che cos'è, così la prossima volta che compra un cosmetico senza il mio consiglio si sa orientare. Quindi scegliere da dentro non sta per scegliere anche per fuori in qualche modo, perché la pelle è un organo che in genere non consideriamo così importante. No, la cosa terribile è che non la consideriamo noi, la consideriamo un involucro rivestimento. così. Non lo è, perché sicuramente è un organo dotato di grandi proprietà, oltretutto gli ormoni sono influenzati e influenzano
quindi è un circolo molto facile poi da individuare e strettamente connesso anche con l'attività degli organi interni. Ci sono produzioni di tante molecole. Che la pelle produce un ormone, che è la vitamina D. Non è proprio un ormone, ma ha funzioni importanti da un punto di vista ormonale, tant'è vero che oggi c'è tutta una rivalutazione anche dell'esposizione ai raggi ultravioletti. C'è stato tutto uno studio americano che sembra che se ci sono stati questi picchi di osteoporosi nelle donne americane sia dovuto al fatto che ci sia stata un'inibizione della formazione di vitamina D nella pelle dovuta all'alto consumo delle protezioni solari. E quindi chiaramente tutto questo rivaluta anche un ruolo importante della pelle nella omeostasi del calcio. Quindi torniamo anche alla salvaguardia non solo della pelle ma anche dell'organismo nella sua funzionalità, perché poi l'osteoporosi è una delle cause della limitazione funzionale dell'attività superati i 65. Certo. Abbiamo così stimolato qualche altra curiosità, c'è una domanda laggiù? Sì, aspetti che le portiamo il microfono. A proposito delle creme solari, io vivo nel Sud India e quindi sono molto esposto al sole. Dove vive? Nel Sud India, Ah. ai tropici. Allora volevo sapere, queste creme solari proteggono dal sole, però uno si fa anche l'idea che magari ostruiscano i pori cutanei, così in realtà fanno bene o hanno degli effetti collaterali? Guardi, lei fa una domanda veramente interessante, perché c'è tutto un fermento intorno ai solari. Di fatto la fotoprotezione è molto più complicata da gestire, perché questi cosmetici hanno dei grossi problemi di stabilità, di tracciabilità e oltre che di inquinamento, perché essendo strutturati con oli non biodegradabili, ma questo potrebbe essere l'ultimo dei problemi. Di fatto noi oggi sappiamo che la fotoprotezione, mettere una crema solare è un po' come scegliere il male minore. Ci sono delle situazioni in cui è obbligato proteggersi dal sole. Dipende anche dalle situazioni. Parlavamo prima di bambini che vanno fotoprotetti perché le cellule sono immature. Nel suo caso lei va fatto fotoprotetto perché lei ha una genetica italiana trapiantata in un paese che non ha la sua latitudine. Quindi lei geneticamente, un po' in Australia per esempio, abbiamo assistito a un'epidemia di tumori cutanei, sia per il melanoma che per il spinalioma, il basalioma negli anni passati. Tanto perché qual era il problema? Il ceppo britannico trapiantato in un'esposizione solare incondizionata e molto più elevata rispetto alla capacità difensiva della cute. Questo che cosa significa? Che anche lì la ricerca dell'equilibrio è fondamentale. Va usata la crema solare giusta per il tipo di pelle e oggi lo specialista è in grado di consigliare perché ci sono i fototipi diversi. Lorella non può usare lo stesso mio fotoprotettore perché chiaramente abbiamo una capacità difensiva completamente diversa e allora in quel caso la scelta del consumatore va indirizzata. Si parlava prima di numeri di protezione solare, questo ha creato una grande confusione, 30, 50, 50 più. Oggi si è ritornato, poi si è parlato di Colipa, un metodo che ti dosava la quantità di fotoprotezione. Qual è il concetto? Per un cittadino medio italiano che comincia a esporsi al sole, cominciare con un'alta protezione e poi man mano che l'organismo mette in moto tutte le difese naturali che ha, perché ha la capacità di produrre l'acido urocanico nella forma cis e quindi si difende, ha la capacità comunque di far riflettere la quota di ultravioletto attraverso l'ipercheratosi, l'ispessimento della nostra cute. Allora man mano si può abbassare il filtro di protezione. Poi per ritornare a quello che diceva Pucci, lei si occupa soprattutto di questo con Schineco, scegliere un prodotto che non abbia sostanze occlusive e che quindi generi quel meccanismo che diceva lei di occlusione dei pori, di mancata respirazione. Poi un'altra cosa, ricordarsi di utilizzarlo sempre, anche se ci si vuole abbronzare, in maniera uniforme, perché se si usa sempre il filtro alta protezione e poi si dimentica un giorno di applicarlo e ci si ustiona, quell'ustione è molto più dannosa che se avessimo utilizzato un filtro a bassa protezione nel mese precedente. Quindi il concetto, prima noi facevamo un'estate di 3 mesi, l'organismo aveva l'abitudine ad esporsi
aveva l'abitudine a difendersi, molto spesso si andava a mare la mattina, poi tutti avevano le case al mare, si tornava, si mangiava a casa, si riscendeva alle 4, alle 16, 16:30. Oggi si fa il mordi e fuggi e in quella settimana si vuole prendere tutto il sole possibile per avere uno stato di, diciamo, di bellezza, di apparire salutare, salve. Tutto questo chiaramente va a scapito della capacità difensiva della cute. La pelle non riesce a difendersi, non riesce a mettere in moto il meccanismo per la produzione di melanina. Quindi noi dobbiamo accompagnare la nostra pelle a difendersi, ma non fuggire dal sole. Scusi, siete state molto elaborate nella risposta, grazie. Ma siamo state chiare, se siamo chiare, state elaborate, siete chiarissima, lei è chiarissima. Siccome sono medico anch'io, quando c'è un medico che parla chiaro lo riconosco bene. Allora dico questo, il vecchio cappello magari a falde larghe è molto meglio della protezione solare. Ecco. E l'ultima domandina è questa qui, quelle famose acqua di rose senza fare reclame, alla fine della giornata aiutano a far riposare la pelle? Così allora, aiutano in due modi. Prima cosa, hanno una buona proprietà antibatterica, per cui possono contrastare la sudorazione e lei sa, essendo poi un medico, le follicoliti estive sono molto frequenti, soprattutto nelle zone pilifere, nei bambini, quindi possono avere un effetto antibatterico rinfrescante. Però disidrato. È un po' disidratano, però, quindi vanno preferiti poi gli oli, che sono sicuramente più emollienti. Degli idratanti con filmogeni che creino appunto, che compensino la perdita d'acqua che c'è stata dall'esposizione solare. Ma poi una volta che si è creata il vero filtro solare è l'abbronzatura. Cioè nel momento in cui si è creata il colore, che non è, come diceva giustamente Gabriella, caratterizza il fototipo, ognuno di noi ci mette un tempo e anche qui l'alimentazione fa la sua parte, tantissimo, perché se uno fa una scelta proprio mirata di precursori del beta-carotene, carotenoide, astaxantina, licopene, luteina, arriva strutturato meglio a prendere il meglio del sole. Quindi la vera fotoprotezione inizia a tavola. Tutto inizia a tavola, abbiamo capito che dobbiamo stare a tavola. A tavola ci stiamo e non ci invecchiamo mai. Non ci invecchiamo mai. Anzi, a proposito di Giannorani, ci Sì, avviciniamo, stiamo avvicinando. Siamo per andare a tavola anche noi. Soprattutto in montagna. Eh sì. La vignetta. Siamo curiosi. Deve raggiungere il mio abbronzatissimo cameraman Marco Nola, perché senza di lui non riesco a farle vedere al grande pubblico. Salve a tutti, grazie per questo applauso che... Prima di niente io ero fermo alla notizia del cuoco che cucinava durante l'uragano a New York, meritava una vignetta e quindi... Vedi come aiuta la cucina. Ecco qua, ecco cosa succede a preparare il sughetto durante l'uragano. Ecco. Poi sul tema invece ecco due che si parlano e uno dice all'altro a tavola non si invecchia e l'altro soprattutto se sei la portata principale di una televisione. Qua, per sentirsi più giovani a tavola ci sono solo due possibilità: una, cambiare alimentazione e due, cambiare partner. E infine su Lorella che ha dichiarato, l'ho sentito con le mie orecchie, eccola qua, io non sono granché in cucina. Ma come? Dopo tutto il tempo che sei passato dentro in pubblicità?